Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG sempre in diretta. Partiamo dalla cronaca, da un furto particolarmente odioso. È stata razziata l'auto dell'atleta paralimpica Gloria Lorenzetti. Andiamo a Vigonza da Chiara Gaiani. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che è con noi. L'atleta invece è al lavoro in questo momento. Lo dicevi, un furto particolarmente odioso. Continuano purtroppo i raid vandalici sulle auto dove vengono rubate parti elettroniche particolari, anche nell'auto di Gloria Lorenzetti, per esempio il navigatore. Quest'area è stata presa di mira già l'anno scorso, una banda è stata fermata dai carabinieri, ma purtroppo sono ritornati questi tipi di atti e nel mirino è finita anche l'auto di Gloria Lorenzetti, che vive in uno delle frazioni di Vigonza, e cioè a Perarolo. L'auto era parcheggiata in strada. Gloria Lorenzetti è un'atleta paralimpica nazionale di scherma e di arco, un'auto ribassata che quindi non riusciva ad entrare in garage, che era però attrezzata di tutto quello che le serviva per poter essere autonoma, compreso un carico facilitato per la carrozzina. Le hanno portato via tutto: il navigatore, la radio, il cambio, addirittura rotto i vetri dell'auto. Un danno davvero ingente, pensate, 15.000 euro. Sindaco, per Gloria Lorenzetti, che voi conoscete molto bene nel comune, è partita una raccolta fondi che è stata attivata dalla sua famiglia e come comune voi sostenete fortemente questo atto. Sì, esatto. Allora è odioso quello che è successo, è una situazione particolare perché pensavamo di aver tirato un sospiro di sollievo dopo l'arresto da parte dei carabinieri della banda, che è stata arrestata proprio a pochi chilometri da qui e trovata in possesso di centinaia di pezzi rubati da centinaia di auto nell'intera zona. Un altro arresto era stato fatto proprio qui in flagranza nei confronti di un ragazzo straniero di 21 anni che stava smontando delle auto 2 anni fa, quindi periodicamente i carabinieri riescono a bloccare queste attività, però oggi la comunità di Vigonza è rimasta sconvolta dal fatto che sia stata colpita, ed è ancora più grave, una persona che con quell'auto riesce ad avere una vita dignitosa e normale, e nonostante le sue difficoltà. Quindi partita la raccolta fondi, io ho aderito anche personalmente e l'invito è proprio questo: se ognuno di noi dà anche un piccolo contributo, ma siamo in tanti, riusciremo a recuperare per Gloria la possibilità di tornare alla sua normalità. Ecco, Gloria Lorenzetti è una persona che voi conoscete bene, molto attiva anche nella vostra comunità. Sì, mi ha scritto infatti appena è successo questo fatto, sia lei sia il cognato, e mi hanno scritto anche tramite i social proprio per farmi presente che era successo questo fatto. Io devo dire la verità, all'inizio non avevo neanche, mi sembrava una cosa talmente strana, talmente assurda, che sono rimasto per qualche ora proprio ho voluto capire la situazione, perché mi sembrava incredibile che venisse presa di mira la macchina addirittura di una persona con difficoltà e disabile. Quindi e poi quando ci siamo resi conto della situazione abbiamo comunicato subito alla famiglia che daremo il pieno appoggio a ogni iniziativa che possa aiutarla per riuscire a recuperare appunto l'utilizzo della sua auto. Sì, infatti io ho parlato anche con il cognato al telefono direttore e mi diceva che probabilmente i danni sono addirittura troppo grandi per poter riparare il tutto, quindi saranno necessari addirittura più fondi. Ovviamente è una storia che noi continueremo a seguire. Noi ringraziamo Gianmaria Boscaro, sindaco di Vigonza, il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Direttore, a te la linea. Grazie a Chiara Gaiani e Federico Cibotto, ovviamente al sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che tra l'altro è un ottimo avvocato tributarista dello studio Perulli di Venezia. E purtroppo ladri sempre in azione, la squadra mobile di Padova ne ha arrestata una coppia che da giorni stava razziando la provincia. Avevano svaligiato anche la pesca di beneficenza a proposito di raccolte di fondi. Vediamo.
Da giorni giravano tra Padova, Albignasego, Monselice, Montegrotto e Battaglia Terme a bordo di un'auto rubata, compiendo furti e razzie. Una coppia è stata arrestata dalla polizia che ha scoperto il casolare dove stipavano tutta l'area furtiva. L'indagine della squadra mobile di Padova è partita dopo la denuncia di un furto di un computer avvenuto all'interno di un locale di via Manzoni a Padova lo scorso 28 maggio, dove un cliente era stato derubato dello zaino con all'interno il PC. Alcuni testimoni in quell'occasione hanno raccontato agli agenti di aver visto una coppia girarsi in modo sospetto nel locale e poi scappare a bordo di una 500 blu. Incrociando i dati e le immagini delle telecamere, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti dell'auto risultata rubata dal giardino di un'abitazione di via Iapelli a Padova. La vettura, seguita per giorni, si è mossa più volte tra i comuni della provincia. Alla guida una donna che si spostava carica di scatoloni. Alla fine i poliziotti hanno intercettato la vettura all'esterno di un centro commerciale di Monselice e hanno bloccato l'uomo, un 36enne che aveva appena rubato un paio di occhiali e una maglietta da un negozio. Da qui gli agenti hanno individuato il casolare dove viveva a Montegrotto. All'interno c'era proprio la donna e una gran quantità di refurtiva rubata. Qualche giorno prima dall'oratorio di San Giuseppe, elettrodomestici e vari oggetti destinati ad essere premi della pesca di beneficenza per la festa parrocchiale di Montegrotto. I due sono stati arrestati. La donna, quarantenne, è finita nel carcere veronese di Montorio, mentre il complice al Due Palazzi di Padova. Servizio di Valentina Visentini, restiamo sempre nel Padovano. È stata fermata una banda che è stata accusata di un assalto ad un bancomat in provincia di Bergamo, ma la banda è di Padova. 3 sinti residenti in Veneto sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori di un assalto ad un bancomat a Sarnico nella Bergamasca lo scorso 25 maggio. I 3 uomini sono residenti a Galliera Veneta nell'Alta Padovana, a Creazzo nel Vicentino e a Fanzolo di Vedelago. Un quarto complice è ancora in fuga. Lo sportello è stato fatto esplodere e sono stati rubati 23.800 euro. Tra loro c'è anche Mike Gabrielli, 48 anni, che 20 anni fa era tra i banditi che assaltarono la gioielleria Piras di Abano Terme, rapina che finì nel sangue con l'uccisione di un rapinatore e la morte del gioielliere Gianfranco Piras. Gabrielli, all'epoca 28enne, fece i nomi dei complici che spararono, beneficiando di uno sconto di pena. Dopo 15 anni e 4 mesi uscì di carcere. Servizio di Francesco Rattai, vediamo adesso la prima pagina del Gazzettino con 2 fatti. Questo fatto sconvolgente, un suicidio di un ragazzo di 20 anni, Tommaso, è successo ad Asolo, era preoccupato per la bocciatura a scuola e ancora sconvolto per la morte del fratello mancato un anno fa. E poi Chiara Iaconis parla al fidanzato, vivo anche per lei, la statua non era caduta da sola e il dubbio c'era, rabbia, solo amarezza. È la ragazza che era stata colpita a Padova, sia a Padova, a Napoli, nei vicoli di Napoli, da una statua lanciata presumibilmente da un ragazzo di 13 anni. Il video realizzato da Giacomo Friso il 27 aprile del 2024, dopo aver ucciso l'amico Michael Boschetto. È un video fatto proprio con il cellulare della vittima e scoperto dal padre e dalla fidanzata della persona uccisa dopo il dissequestro della procura. Ai nostri microfoni il dolore di Federico Boschetto e le immagini del video. La musica a tutto volume balla come fosse in discoteca e poi mima il gesto della vittoria. Giacomo Friso si riprende mentre entra in casa sua dopo aver ucciso Michael Boschetto. Si vede un po' soffuso all'inizio, poi accende la luce, attacca la musica, balla, fa il segno di vittoria, di ok, cioè come per dire mi è andata bene, e poi segno di vittoria. Federico Boschetto, papà di Michael, ha guardato il video trovato nel cellulare di suo figlio più volte, incredulo, prima di consegnarlo agli inquirenti. L'orario e il giorno registrato nel video corrispondono al momento del delitto, il 27 aprile del 2024. È la nuova prova che verrà portata al processo contro Giacomo Friso. In quei 25 secondi il 34enne, accusato di omicidio, si riprende il volto e non si vedono segni di aggressione. Friso, invece, ai carabinieri ha sempre detto di essere stato ferito prima di accoltellare
cellulare Boschetto. Sul video non ci sono segni di percorso, anche perché precedentemente lo avevo già detto che mi sembrava impossibile che i due avessero litigato. Uno, perché è una vita che non si vedevano. Due, prima che andasse a farsi le cure, per modo di dire, si trovavano al bar, ognuno si faceva i cavoli suoi. Cioè, non si mai sta più le cose che non si piacevano, cose vecchissime. Il video è stato ritrovato dopo che il cellulare di Michael Boschetto, trovato in casa di Friso dopo il delitto, era stato riconsegnato ai familiari dalla procura che non era riuscito a sbloccarlo. La fidanzata del 31enne invece aveva un codice ed è riuscita a sbloccare il dispositivo. L'intento era di sbloccare il telefono per scaricare immagini, video, tutte le cose di Michael. Là che mi mostra tutta contenta, a un certo punto cambia proprio faccia, mi gira e c'è il tuo video qua. 4 coltellate mortali, poi la corsa a casa sua con il cellulare della vittima e la tentata fuga. Sono pochi i metri che dividono le abitazioni di Friso e Boschetto. Ora questa prova potrebbe essere fondamentale nel processo a settembre. Un killer ma anche un imbecille, perché solo un imbecille poi si filma con il telefono della vittima che gli viene ritrovato in casa, quindi autocondannandosi. Andiamo a Venezia, che è ancora sotto shock dopo il crollo dell'albero a Piazzale Roma. Rimangono critiche le condizioni della ferita più grave, una donna di 38 anni ancora ricoverata in rianimazione a Mestre. Una voce io ho sentito forte, poi io esco fuori e ho visto tutta gente sotto degli alberi, poi ho visto tanto male gente, 6-7 donne, anche 3-4 bambini, era qualche donna molto male. Parte della grande mole del vecchio leccio crollato tra Piazzale Roma e Rio Novo, travolgendo una quindicina di persone, ha colpito anche questo chiosco. Precipitandosi subito fuori, il gestore è stato tra coloro che hanno cercato di portare i primi soccorsi ai feriti. Tanti sangue, qualcosa, io ho iniziato acqua, salviette, gente ha aiutato che ho visto, dopo è arrivato polizia e l'ambulance dopo, però una cosa era... Io ho mai visto in mia vita. Dei 12 feriti ricoverati tra gli ospedali di Mestre, Venezia e Milano, 8 sono già stati dimessi. All'Angelo rimane gravissima in terapia intensiva e in prognosi riservata la 38enne colpita in pieno dalla pianta che ha ferito anche le sue bambine di 2 e 6 anni, una delle quali è potuta tornare a casa in queste ore. Serie ma in miglioramento le condizioni di una cinquantenne, l'altra ferita che destava maggiori preoccupazioni. L'albero è ancora lì sotto sequestro giudiziario ed oggi è un continuo peregrinare di veneziani che si fermano increduli davanti a questo drammatico scenario. Che impressione ha di quello che succede? La noncuranza del comune sulle Ma lei dice che si capiva che stava male l'albero? Com'è? Lei dice che si capiva che l'albero stava male? Io probabilmente no, ma un esperto sì. Una volta che c'era un chiosco qua, era appoggiato addirittura al chiosco. Assieme ad altri 2 soci, Lucio Grosteghin è il proprietario del chiosco sfiorato dall'albero, nonché una memoria storica della zona, da prima che un riordino delle bancarelle cambiasse volto a quest'area. Facendo i lavori per tirare sulle murette, per farci stare tutti dentro, hanno tagliato secondo me, hanno tagliato le radici. Perché questo non è il primo albero che cade? No, questo è il secondo. L'altro albero è caduto nel novembre del 2022, stavolta centrando in pieno il chiosco di Rosteghin. Qui dove è stato piantato un ancora fragile alberello, l'unica testimonianza di quell'evento è il lampione rimasto decapitato da allora. Siamo rimasti chiusi 6 mesi perché burocrazie, domande e tutto. Abbiamo speso 20.000 euro per ristrutturarlo nuovo. Siamo stati dopo risarciti, però un'altra fila che non ti dico. Nel novembre del 22 Venezia era stata attraversata da una violenta ondata di maltempo, questa volta no, tanto che le persone travolte si stavano riparando dal sole all'ombra dell'albero. Bisogna controllare bene, io ho detto devi tagliare tutte le alberi grandi, però oggi cade questa, domani anche questa, altro giorno questo io ho visto. Servizio di Filippo Fois della nostra redazione di Venezia, tra le ipotesi anche quella di un fungo killer che avrebbe minato le radici di questo grosso larice, ovviamente polemica, reazioni e polemica sulla manutenzione del verde pubblico nella città. Il 14 marzo di mattina ero qui che aspettavo la barca con i clienti e mi sono messo a guardare l'albero e pensando che era tanto inclinato sarebbe stato meglio pontellarlo oppure tagliarlo, perché
era un pericolo. In queste ore Cristiano Tagliapietra è diventato improvvisamente famoso. Dopo la caduta dell'albero a Piazzale Roma, in tantissimi a Venezia hanno riproposto quanto aveva postato su Facebook 2 mesi e mezzo fa. Accanto ad una foto dell'Arice, naturalmente ancora in piedi, Tagliapietra scriveva: «Cosa aspetta il comune di Venezia a puntellare questo albero? Qui passano decine di persone, se cadesse sicuramente ne ucciderebbe qualcuna». C'erano state risposte a quel post poi alla fine? Sì, tutti mi chiedevano: ma chi sei un tecnico, cosa scrivi, ma ci sarà qualcuno che ci metterà le mani? E invece dopo c'era gente che mi ha detto: hai visto, è caduto, avevi ragione. Più l'amarezza di aver avuto ragione. Esatto. Se la caduta dell'albero fosse prevedibile o meno è uno dei grandi dibattiti che sta scuotendo la città, assieme ad un'altra riflessione. Considerando il numero di persone che passano qui, il bilancio dei feriti sarebbe anche potuto essere più grave. Diciamo che qualche angelo custode, l'angelo Gabriele, quello del Campanile di San Marco, ci ha messo l'occhio. Perché lei dice poteva finire molto peggio. Sì, poteva ammazzare. Ma lei prima mi diceva che si capiva che doveva essere abbattuto, perché? Sì, perché se noi guardiamo le radici, l'apparato radicale, lo vedete, ha diversi colori. Io non vedo che abbiano fatto trivellazioni per vedere la sanità delle radici dell'apparato radicale, per cui è una concausa. Poco distante incontriamo l'avvocato Matteo D'Angelo di Riprendiamoci la città, che risponde a chi in queste ore ha attaccato le associazioni ambientaliste e le loro battaglie per salvare gli alberi dagli abbattimenti. Le polemiche quando ci sono è quando tagliano gli alberi, quando non serve, quando creano zone e isole di calore in vie che sono protette dagli alberi per metterci dei fiorellini o degli alberi rinsecchiti. Abbiamo il Bosco dello Sport in costruzione, forse sarebbe il caso di pensare ad una mappatura seria dello stato del nostro verde e cominciare a curare quelli che ci sono e che sono sani, tagliare quelli che sono morti e piantumare nuovamente le zone che prima vedevano delle coperture importanti. Passiamo da Piazzale Roma a Venezia, a Mestre, Viale San Marco. Purtroppo 2 bambini di 7 ed 8 anni che sono stati travolti da un furgone mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il più piccolo è stato operato d'urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. A Padova entrambi sono in prognosi riservata. Restano critiche le condizioni del bambino di 7 anni ricoverato all'ospedale di Padova in terapia intensiva pediatrica dopo essere stato investito da un furgone in sorpasso sul tram fermo alla fermata Sansovino in Viale San Marco. Il piccolo, di origine cinese, ha riportato un trauma cranico molto serio ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Angelo prima del trasferimento nel centro specializzato padovano. Il fratellino maggiore, di 8 anni, ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato ricoverato in area rossa a Mestre. Anche per lui la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30. I 2 bambini, molto conosciuti nel rione San Marco dove vivono con i genitori, erano appena scesi dal tram diretto a Favaro e stavano attraversando sulle strisce quando un furgone, che pare fosse a noleggio, ha tentato un sorpasso rischioso del mezzo pubblico fermo. L'autista, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, non avrebbe visto in tempo i bambini che attraversavano e non sarebbe riuscito a frenare investendoli entrambi. Immediato l'intervento dei passanti, dell'autista e degli automobilisti in zona che hanno chiamato i soccorsi. Il SUAM 118 è arrivato rapidamente sul posto insieme alle forze dell'ordine che hanno regolato il traffico e avviato i rilievi dell'incidente. L'episodio ha scosso profondamente il quartiere. Le auto corrono troppo in questo tratto di viale, specialmente verso San Giuliano, hanno dichiarato in molti. Sfrecciano senza pensare che un pedone possa attraversare la strada. L'intera comunità ora si stringe attorno alla famiglia nella speranza che i 2 fratellini riescano a superare questo momento drammatico. Servizio di Nicola Marcato e torniamo ai ladri perché continuano a colpire. C'è stata una rapina in pieno giorno in una casa di via Postumia a Ponzano Veneto, vittime due anziani di 77 e 82 anni che si sono trovati faccia a faccia con il malvivente. Il giovane, prima di darsela a gambe, ha strappato la catenina al collo dell'anziano dopo averlo spinto a terra.
Prendo a porta della camera dei suoceri e mi ho trovato aperto e mi ho trovato questa persona davanti. E mi ho detto: cosa hai fatto qua? Ho sbagliato casa? No, ho detto: ti sei un ladro. Un ragazzo giovane sulla ventina si è rivolto alla signora in dialetto: ho sbagliato casa. Le urla dell'anziana per farlo andare via il marito Giuseppe, che la raggiunge, ma il giovane è veloce, già sulle scale, verso l'uscita della casa di via Postumia a Merlengo, di Ponzano Veneto. L'irruzione in pieno giorno, intorno alle 15:30. Sono venuta, ho fatto tutto il giro, sono venuta qua, c'era mio marito sul divano che dormiva. E io avevo detto: vado un attimo di sopra e dopo. E sono arrivata alla porta, ho sentito un gran botto. Io stavo dormendo là, non ho sentito niente. Ho sentito un rumore sopra. Beppi mi chiama, c'è qualcuno, vado a vedere di sopra sulle stanze, il bagno, il granaio, tutti i balconi a copo. Ho detto: per me non c'è nessuno. No, mia moglie fa: c'è qualcuno. Era nascosto dietro la porta. Ce l'ha trovato proprio davanti. L'indomani della rapina i due coniugi di 77 e 82 anni sono ancora provati e sotto shock. Il giovane durante la rapina prima strattonato l'anziano, strappato il suo girocollo d'oro e lasciato poi cadere a terra. Mi ha dato un strattone qua, mi ha tolto il girocollo che avevo, è scappato a piedi per strada per là il bastone. Mi ha fatto male qua e stanotte ho dovuto andare al pronto soccorso. Cosa pensa? Maledetti. Come sta lei adesso? Beh, adesso non ho tanti problemi. Servizio di Eddie Caliman, purtroppo le vittime spesso sono anziani perché i ladri approfittano delle persone più deboli. Il servizio di Eddie Caliman, oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso. Sentiamo anche il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio. Io credo che a Roma, presso il Ministero, qualcuno si debba accorgere di quello che sta succedendo, perché Treviso non è più un'oasi felice, nel senso che stiamo bene rispetto alle parti d'Italia sicuramente, ma serve una maggiore presenza del territorio. Adesso so che a Treviso le cose stanno migliorando con il discorso della zona rossa, ma non possiamo far diventare qualsiasi paese, qualsiasi via zona rossa. Non più un'isola felice, Treviso e la sua provincia devono adeguarsi ai tempi che corrono e a correre ai ripari devono essere le amministrazioni, ma soprattutto devono arrivare segnali importanti da Roma. È perentorio il sindaco di Ponzano dopo la rapina avvenuta ai due anziani in pieno giorno. Inaccettabile la violenza. Questo non è il sistema che funziona, c'è qualcosa che non va e qualcuno deve porvi rimedio. Il fatto di essere violati nella propria casa, nella propria intimità, nella propria sicurezza, ma poi oltretutto quando un ladro viene scoperto uno dovrebbe, ahimè, nelle brutte cose capire che è andata male, andare via, invece prendersela con i più deboli, spingere a terra una persona che sia anziana o giovane poco importa, e strappare anche la collana dal corpo è un gesto di ulteriore violenza. Io penso che manchi anche la dignità di essere ladro. Ponzano, che solo un paio di settimane fa era stata protagonista di uno scippo feroce. Alle resistenze della signora i due ladri in motorino l'avevano aggredita, picchiandole e procurandole diverse ferite al volto. Credo che questa società ormai abbia seri problemi di controllo del territorio e di educazione. Sono passati pochi giorni da quell'avvenimento brutto che abbiamo subito, questo è un altro. Io mi auguro che anche le forze dell'ordine prendano maggiore possesso della situazione. È vero che fanno quello che possono, sono anche in pochi, ahimè l'estate si avvicina, è un maggiore aggravante. E dalla tribuna di Treviso, tentato furto alla Villa Perencina Susegana, banditi messi in fuga dalla vicina e dal Pitbull Aaron, un comando di 3 banditi che ha tentato un assalto notturno alla villa della famiglia Perencini in via Rossini. Grazie all'intervento tempestivo di una vicina e all'allarme dato dal Pitbull Aaron, i malviventi sono fuggiti senza riuscire ad entrare. C'è stato un tentativo di furto sventato nella sede CISL di Vicenza, un uomo che era entrato per rubare le monetine dalle macchinette del caffè.
Potremmo anche sintetizzarla che oltre al danno anche la beffa, nel senso che per venire a rubare pochi centesimi trovati all'interno dei distributori automatici del caffè qui alle mie spalle, di fatto per cercare poi di scappare questo malvivente ha devastato un bagno che viene utilizzato dall'utenza della CIS di Vicenza. Una notte di follia, quella avvenuta all'interno della CIS di via Carducci tra domenica e lunedì. Un uomo di 44 anni di origini marocchine con regolare permesso di soggiorno ha sfondato una finestra della sede per dirigersi verso la macchinetta del caffè per tentare di saccheggiare eventuali monetine contenute. L'allarme scattato nella sede e l'intervento immediato dei vigilantes ha fatto desistere l'uomo, che ha tentato di sottrarsi alla cattura nascondendosi in bagno. I danni più grossi sono nel bagno, perché cercando di fuggire attraverso una finestra ha cercato di sfondarla, quindi poi si è nascosto nel controsoffitto. Il controsoffitto probabilmente ha ceduto ed è caduto dal controsoffitto, distruggendo anche i sanitari. Una caduta rovinosa che è costata al ladro un trauma cranico e numerose contusioni, che lo ha costretto a ricorrere alle cure in pronto soccorso. Arrestato e dimesso dal San Bortolo, l'uomo è poi comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, al termine del quale è stato confermato l'arresto, disposto il divieto di ritorno a Vicenza e fissato a fine luglio il processo vero e proprio. Alla CIS episodi del genere si sono già registrati in modo analogo, per cui viene lanciato un appello. Io lancio un appello, come ho avuto modo anche di fare in altre occasioni, cercando di far capire che all'interno della CIS di Vicenza non ci sono soldi, non ci sono contanti, noi non teniamo contanti dentro la sede, e se ce ne fossero anche pochi magari per qualche pratica fiscale poi vengono depositati immediatamente. Quindi stiamo parlando veramente di qualche centesimo, ma qualche centesimo che per noi poi vuol dire danni incalcolabili alla struttura della sede, perché adesso dovremo quantificare, ma veramente stiamo parlando di qualcosa non di poco conto. Servizio di Daniele Garbin, i truffatori sempre in azione, questa volta vittime donne anziane. In genere agiscono questi personaggi vicino a negozi e a centri commerciali. Vediamo, siamo nel Bassanese. Sono ancora i soggetti più deboli le vittime di azioni illecite che continuano a ripetersi nel territorio bassanese. Si era iniziato con i furti all'interno degli abitacoli delle vetture parcheggiate. Agivano in due: il primo distraeva la persona individuata, quasi sempre donna, il secondo prelevava la borsa con denaro, documenti ed effetti personali. Ora le tecniche si sono affinate e arrivano perfino ad un approccio ancor più diretto con la vittima, a viso scoperto e quasi senza pudore, come segnalano queste immagini e come conferma l'assessore alla sicurezza di Bassano. È da giorni che sentiamo segnalazioni su soggetti, sembra che giungano dalla zona della Romania, almeno le targhe parlano di targhe rumene, che avvicinano soprattutto nei centri commerciali e nei supermercati piuttosto grandi, avvicinano cittadini soprattutto anziani, spacciandosi per sordomuti e chiedono finanziamenti, chiedono firme e coinvolgono i soggetti, soprattutto, ripeto, anziani, per avere riscontro economico. L'obiettivo alla fine è sempre quello: spillare denaro. L'affinamento delle tecniche e la capacità di convincimento studiata a tavolino rende la truffa ancor più subdola e fastidiosa, proprio perché messa a segno in luoghi frequentati. Le telecamere e le testimonianze finora raccolte dalle forze dell'ordine stanno aiutando a stringere il cerchio. Noi li stiamo in qualche modo attenzionando e speriamo di identificarli quanto prima. A chi dovesse trovarsi in situazioni simili o esserne in qualche modo testimone, l'invito è sempre lo stesso. Chiedo alla cittadinanza di segnalarli, ma comunque sia di star ben attenti a non dare riscontro a questi soggetti che sicuramente stanno veicolando delle truffe. E a Vicenza l'Arma dei Carabinieri ha presentato il bilancio dell'attività annuale. Luisa Bertini ha intervistato il colonnello Giuseppe Moscati, comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza.
Bilancio annuale dei Carabinieri presentato oggi in via Muggia a Vicenza, che parla di numeri importanti in termini di presenza sul territorio, con un potenziamento nell'ultimo anno dei controlli. Parliamo di numeri importanti, una media di circa 80 pattuglie esterne al giorno sul territorio. Le chiamate alle centrali operative sono state oltre 207.000, di cui 1.000 per codice rosso, e infatti risultano proprio numeri importanti quelli relativi al codice rosso, con 851 denunce equivalenti ad oltre 2 denunce al giorno. Particolarmente alta l'attenzione alle fasce deboli, i numeri delle truffe agli anziani parlano di 165 denunce di truffa che hanno portato a 34 persone denunciate e 10 arrestati. Ma non solo, tra i numeri snocciolati al comando provinciale balzano all'occhio anche quelli relativi agli stupefacenti. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Moscati, che sentiamo insieme. Rimane altissima ovviamente l'attenzione nel settore della cosiddetta violenza di genere. Il numero delle denunce è costante, il numero delle misure adottate in proporzione è in aumento. Questo è un segnale importante da interpretare in vario modo. Sicuramente l'attività di sensibilizzazione che si è fatta nel far capire che è importante denunciare è fondamentale. L'attività antidroga rimane costante negli anni, quindi è qualcosa con cui noi ci cimentiamo ripetutamente con indagini per far luce su quello che avviene non solo a Vicenza ma in tutta la provincia. In particolare stiamo notando ovviamente che per esempio il consumo di eroina, che caratterizzava anni passati, è tornato di moda. Questi 12 mesi appena trascorsi si sono caratterizzati principalmente per l'attenzione che abbiamo rivolto a difesa delle persone più anziane, delle fasce più deboli, di chi non sa o non può proteggersi. Quindi ci sono state diverse indagini ovviamente che hanno colpito particolarmente le nostre comunità, perché è chiaro che l'attenzione che abbiamo rivolto su far luce su alcuni episodi, mi riferisco per esempio all'asilo a Schio, oppure a quell'indagine su una badante, insomma, e sulle ombre che sono state gettate su alcuni decessi di persone che avevano in cura. Queste effettivamente hanno colpito molto la nostra comunità e siamo contenti di aver fatto la nostra parte. E da Vicenza vediamo il giornale di Vicenza, assalto al bancomat con l'esplosivo, 2 vicentini tra i 3 fermati. Questa è la conclusione di un'indagine riguardante un colpo al bancomat. Aggressioni e vandalismi in centro, identificato un 35enne, scatta il DASPO, 90 vicentini all'Istituto Masotto nella bufera per i corsi di sopravvivenza. La carica dei 7.323 vicentini per l'esame di maturità, ora la condotta vale l'ammissione. Blitz antidroga, arrestato con oltre mezzo chilo di cocaina. E poi luci per Gaza nella notte di Monteberico, in 1000 per dire di no alle guerre. A Treviso sono scattati i primi provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dallo scorso 26 maggio, però prima con la regia, chiedo scusa, andiamo come previsto da Christian Arboy davanti al Tribunale di Treviso, perché è il giorno della difesa del presunto dell'uomo accusato di aver ucciso Anika Panfila. A te Christian. Esatto, direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. C'è in corso una piccola sospensione, ma l'udienza riprenderà a breve e riprenderà la parola Fabio Crea, l'avvocato di Franco Battaglia, l'unico accusato per il delitto della Piave, la morte di Anika Panfile nel maggio del 2023, quindi 2 anni fa, 2 anni di distanza. Il processo a suo carico sta volgendo
al termine. Oggi appunto il giorno della difesa, Fabio Crea ha già parlato per 3 ore, ma appunto siamo soltanto a metà di una difesa che si sta rivelando molto appassionata ma anche molto dettagliata. Sullo sfondo c'è la richiesta della Procura della Repubblica, della pubblica accusa rappresentata anche dal capo procuratore Marco Martani, con cui si chiede una pena di 21 anni e 6 mesi a carico del Battaglia. Tutto un altro film invece per Fabio Crea, che parla di indagini che sono state svolte in maniera poco accurata e di piste che non sono state prese in considerazione su tutta la pista albanese, quindi dei soggetti che gravitavano attorno ad Anika Panfile e dei quali la stessa Anika aveva paura. Non solo Anika ma anche dei familiari. Cosa nasconde questa paura? Chi si cela dietro questi albanesi? Bene, dice Crea, questo è ancora tutto da appurare, perché non è stata presa in considerazione questa pista. È la domanda che è riecheggiata in aula, ma appunto è tutto ancora in corso. Per la pubblica accusa non ci sono dubbi, Franco Battaglia è colpevole, Franco Battaglia avrebbe ucciso Anika Panfile al culmine di una lite a margine di un rapporto sessuale segnato dall'abuso di cocaina, tantissima cocaina, che poi è stata ritrovata anche nel corpo della povera Anika nel corso dell'esame autoptico. Insomma, 2 tesi diametralmente opposte. Oggi appunto la difesa di Fabio Crea, e appunto resteremo anche in attesa di un'eventuale sentenza, ma che non dovrebbe essere pronunciata oggi. Per il momento da Palazzo di Giustizia è tutto. Direttore con Alberto Pivetta, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit, Alberto Pivetta dal Tribunale di Treviso. Adesso vediamo un altro titolo da Vicenza, anzi da Villaverla. La commessa colora di rosso la panchina del suo stalker dopo averlo smascherato. La donna ha ingaggiato uno 007 dopo aver ricevuto lettere minatorie ed essersi trovata le gomme bucate. Questa è la panchina di Villaverla dipinta di rosso. A Treviso sono scattati i primi provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dallo scorso 26 maggio. Sentiamo Daniela Sizzia. 5 provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dal lunedì scorso, scattati nel fine settimana i controlli straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio nel centro cittadino. 500 persone identificate, tra cui 150 minori. Quella della zona rossa è uno strumento aggiuntivo che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare dei soggetti specifici che hanno dei precedenti penali. Quindi ringrazio le forze dell'ordine. Ricordo che anche al di fuori della zona rossa continua il presidio da parte delle forze dell'ordine, che sta facendo un lavoro davvero importante, coadiuvati anche dalle polizie locali. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni cittadini che hanno segnalato schiamazzi, musica alta e giovani che molestavano i passanti. Fermati 2 cittadini stranieri di 29 e 28 anni, per loro è scattato l'ordine di allontanamento. Non potranno più far rientro in quest'area per 40 giorni. Stessa sorte per un giovane 21enne italiano, tutti e 3 con precedenti di polizia. Ed ancora in Riviera Santa Margherita è stato controllato un altro ragazzo straniero di 19 anni con precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane ha provato a deludere il controllo ma è stato immediatamente intercettato, identificato e sottoposto al provvedimento di allontanamento. Infine gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino egiziano di 23 anni con precedenti alle spalle che nel corso della sua identificazione ha opposto resistenza nei confronti degli operatori spingendoli con violenza. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish ed è stato arrestato, ed anche nei suoi confronti è stato disposto l'ordine di allontanamento dal quadrante di Via Roma. Infine sono stati sanzionati in via amministrativa perché sorpresi con alcuni grammi di hashish 2 cittadini stranieri. Non solo, ma sono stati rinvenuti dall'unità cinofila della polizia locale in una fioriera 5 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato. Uno strumento, quello della zona rossa, che ha aumentato la percezione di sicurezza. Abbiamo ottenuto questo effetto
di invertire la percezione di sicurezza, quindi un esperimento ben riuscito sotto tutti i punti di vista, sia della sicurezza reale, che però è garantita grazie alla presenza delle forze dell'ordine, sia quella percepita, perché insomma il segnale che mi arriva dai cittadini è quello di una sensazione di maggiore sicurezza. Quindi andiamo avanti così. Così il sindaco di Treviso è presidente dell'ANCI Mario Conte, ma c'è scontro nella maggioranza proprio sulla zona rossa, perché Fratelli d'Italia propone altre aree da tenere sotto controllo e il sindaco risponde che per ora è sufficiente quello che è stata l'area che è stata già istituita. E Claudio Borgia, il segretario regionale, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, però dice non possiamo essere zittiti sulle nostre proposte. Cerco di costruire ponti, è ovvio però che io devo, come dire, fare gli interessi di Fratelli d'Italia, delle proposte politiche di Fratelli d'Italia e soprattutto devo, come dire, difendere l'onorabilità delle proposte dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. A ore la verifica di maggioranza chiesta dal sindaco di Treviso Mario Conte con gli alleati di Fratelli d'Italia dopo una settimana di attacchi incrociati sulla zona rossa partiti dalle affermazioni del consigliere Davide Acampora, che ha chiesto di estenderla e cambiarle nome, e la discussione ora sale a livello provinciale dei partiti. Nei prossimi giorni ci incontreremo con il sindaco, ho chiesto anche al segretario provinciale della Lega Queen di essere presente, perché se si tratta, come dice appunto il sindaco, di verifica di maggioranza è necessario che ci siano gli organi politici del territorio e capiremo, ascolterò, valuteremo e faremo presente in questi 2 anni cosa per noi insomma è successo e soprattutto quali sono le criticità. Il presidente dei meloniani confida di ricucire gli strappi interni al centrodestra, ma mette i puntini sulle i e con le regionali all'orizzonte non è disposto a cedere su un tema bandiera come quello della sicurezza. Il tema della sicurezza fa parte del DNA della destra non solo trevigiana ma della destra nazionale, per cui chi è cresciuto come me nelle file della destra sa benissimo che questo per noi è un tema centrale, ma questa non è lesa maestà nei confronti di nessuno, sono proposte che noi facciamo, dopodiché possono essere accolte come meno, ma non vogliono essere in contrasto con qualcuno. È ovvio che Fratelli d'Italia non si potrà zittire, questo non accadrà mai. Siamo il primo partito in Italia, in regione e nella provincia di Treviso, per cui vogliamo dire la nostra, è ovvio che, come dire, cerchiamo di farlo nel modo più consono, cercando di lavorare insieme. Servizio di Marta Marangon, e sulla verifica di maggioranza chiesta dal sindaco Mario Conte interviene anche il Partito Democratico. A Treviso la maggioranza nei fatti non esiste più, le verifiche sono inutili, scrive in una nota il capogruppo Stefano Pelloni. Treviso ha bisogno urgente di idee forti e chiare per rilanciare il centro storico, oggi sempre meno attrattivo per residenti e turisti, continua il consigliere comunale del Partito Democratico, e le cosiddette zone rosse si limitano a spostare i problemi senza risolverli. Il problema della sicurezza, dice ancora Pelloni, esiste e non può essere nascosto come tenta di fare il primo cittadino. Dall'altra parte non è accettabile che di fronte a questo quadro, dice sempre Pelloni, Fratelli d'Italia utilizzi questo problema solo per la campagna elettorale, per le regionali, pensando più alle poltrone che ai problemi dei cittadini. Questi problemi così complessi non possono essere affrontati da una maggioranza litigiosa e divisa su tutto, conclude l'esponente del Partito Democratico, serve chiarezza e una visione condivisa sul futuro della città. Intanto il comune di Bassano del Grappa, con la giunta guidata dal sindaco Nicola Finco, sta progettando una nuova viabilità per la zona di Angarano, a ridosso del Ponte Vecchio, un'area che ormai è diventata una vera e propria piazza del centro bassanese. Se ne è parlato in una riunione piuttosto animata tra amministrazione e commercianti. Ci racconta tutto Ferdinando Caravelli. L'amministrazione di Bassano del Grappa sta
pensando a come gestire in modo nuovo, completamente diverso, la zona di Angarano, che è, per chi non lo sapesse, l'accesso al ponte e al centro storico dalla direzione, diciamo, di Marostica. È uno dei grandi flussi e dei più importanti di accesso al centro storico, tanto che il sindaco ha pensato a una rivoluzione. Qual è il sindaco? Sì, l'idea è di ampliare la ZTL a livello cittadino, quindi facendo ricomprendere anche via Angarano. Via Angarano sta diventando, possiamo dirlo tranquillamente, la quarta piazza di Bassano del Grappa. Siamo a 50 metri dal Ponte Vecchio e quindi abbiamo fatto un incontro con i residenti, con il quartiere, con i commercianti per spiegare questa progettualità. L'idea è di chiudere la via tutti i giorni dalle 19:30 alle 5:30 del mattino, compreso il sabato pomeriggio e la domenica, per renderla una via sicura alle tante persone che la frequentano, perché ultimamente, a parte le tante auto in divieto di sosta, ma si stanno creando anche dei veri e propri problemi di sicurezza per i pedoni, per gli anziani, per i bambini. Quindi penso che la via principale a 50 metri dal monumento nazionale della città meriti una maggiore attenzione, ma soprattutto sia una zona che debba essere pedonalizzata. Sindaco, sappiamo che quando si va a mettere mano nella viabilità, soprattutto di una zona come quella di Angarano, dove ci sono negozi, esercizi commerciali, bar, locali di ogni tipo, qualcuno potrebbe un po' innervosirsi. Sappiamo che c'è qualche tensione, come sta andando? Sì, c'è qualche mal di pancia da parte di qualche commerciante, lo capisco, ma però tutti gli studi, ma anche le città che sono diventate pedonali a livello di centro storico, hanno dimostrato un aumento della qualità di vita, un aumento della presenza di turisti e un aumento anche delle attività commerciali. Oggi le persone cercano la qualità nei centri storici, quindi ovviamente il nostro sarà un periodo di test, un test che durerà 6 mesi e dopo si potranno portare delle modifiche sia agli orari sia all'entrata proprio della ZTL, quindi se portarla all'inizio della via oppure cambiare la modulazione, però l'idea è di mettere in sicurezza questo importante tratto cittadino. Questa la posizione dell'amministrazione comunale. Noi naturalmente racconteremo come andrà a finire questa rivoluzione, ma siamo già andati a sentire i commercianti ed ecco che cosa ci hanno detto. Ieri sera abbiamo fatto un incontro con il sindaco Nicola Finco e stiamo appunto vagliando, perché si farà una prova comunque fino a dicembre e vediamo come funziona, perché è un po' qua un problema, insomma, sempre il discorso parcheggi, quindi faremo questa prova, vediamo come va. Ieri il primo incontro col comune, la sua impressione? Adesso cerchiamo di vedere quando si partirà, perché il sindaco ha detto che poi ci sarà 6 mesi di prova, vediamo, noi abbiamo fatto una richiesta di un orario, loro insomma cerchiamo di andare incontro, di andarci incontro e dopo vedremo. La necessità però insomma sembra evidente, nel senso che l'affollamento di macchine in certi orari nella zona di ingresso è tanta. Sì, a volte sì, a volte no. Adesso vediamo, come dico, perché io sono primo di mano qua sul ponte. Diciamo che anche l'afflusso di monopattini e biciclette sul ponte è eccessivo. La ZTL sicuramente favorisce il passaggio di persone tramite i pedoni, però il problema rimane sempre i negozi che non sono accessibili da una certa ora, quindi se la ZTL viene fatta a un orario di chiusura dopo le 19:30 va benissimo, perché comunque chi viene a mangiare la pizza o a fare l'aperitivo non ha problemi. Per tutte le altre attività che invece vendono prodotti, mi perdoni, ma diversi dalla ristorazione, se fatta antecedente a questo orario è un piccolo problema. È necessaria una ZTL in Angarano? Potrebbe essere necessaria, la nostra richiesta è quella che si adegui praticamente all'altra parte di Bassano, cioè non chiudere e penalizzare questa zona, anche perché la gente si dimentica, a parte il Covid, gli anni che abbiamo passato purtroppo con il ponte, per rifarlo, perché è stata gestita un po' male, diciamo, la prima volta e ne abbiamo pagato tutti quanti, soprattutto da questa parte, le spese, le conseguenze, capisce? Se mantengono la parola che hanno detto ieri va bene, perché se chiudono dalle 19:30 a negozi come il mio specialmente va più che bene.
La sosta un'ora che ben venga, è giusto che ci sia il giro come diceva ieri il sindaco, quindi per il resto sì, sono favorevole. Penso che dalla strettoia sia opportuna la ZTL, che cambierà poco, da questa strettoia. In ogni caso un provvedimento è necessario? Sì, sicuramente. Ottimo servizio di Ferdinando Garavello, che è il capo della nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Annegato a 12 anni nel lago di Santa Croce, la famiglia deve restituire i risarcimenti. Distrutti e basiti i parenti, sentenza della Corte di Cassazione. Emanuele Costa si era avventurato in acque torbide e pericolose senza saper nuotare. La madre non avrebbe vigilato. E poi Bruno, l'eroe della pasta, salvo i bambini dalla fame e la guerra da combattere. È un ristoratore che è stato premiato negli Stati Uniti, emigrato dal Veneto a 14 anni. Strade, Salvini restituisce al Veneto i 27 milioni tolti per le manutenzioni. Giacomo Possamai, il sindaco di Vicenza, che diceva il titolo che adesso è saltato, ha parlato di sicurezza, il Dem che vuole una stretta sulla sicurezza, basta espulsioni o Daspo per finta. Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, è quanto emerge da un sondaggio di SVG, i cui risultati sono pubblicati in esclusiva dall'ANSA. Zaia ottiene il 70% del gradimento e Fedriga il 64%. Segue la new entry dell'Umbria, Stefania Proietti al 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Chiuto calabrese al 52%, quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi 5 governatori dunque ce ne sono 3, Zaia, De Luca, Fedriga, che sono già al secondo mandato e che quindi a regole vigenti non potranno ricandidarsi. Le regionali, il candidato presidente non sarà scelto prima della fine di luglio, questa è la convinzione di Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, e di Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, ieri sera a Ring su Antenna 3. Anche per questo il centro-sinistra deve anticipare i tempi, ribatte Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico. Il dibattito ieri sera condotto da Christian Arboit. Come termine probabilmente ultimo, che poi non è detto che sia proprio l'ultimo perché in realtà di tempo ce ne serve ancora, però diciamo secondo me è plausibile entro la fine di luglio. Per quanto riguarda il programma del centrodestra, è un programma che verrà messo a punto dai consiglieri regionali e gli assessori uscenti e le segreterie dei partiti del centrodestra, e questo a prescindere dal candidato, perché che il candidato sia della Lega, sia di Forza Italia o sia di Fratelli d'Italia, comunque c'è un programma di centrodestra che verrà messo a punto dalle parti politiche. Il candidato c'è tempo senz'altro fino a fine luglio per poterlo decidere, perché poi c'è agosto, si vota a metà, fine novembre, quindi il tempo per fare la campagna elettorale c'è abbondantemente, perché le liste si presentano appunto intorno a metà ottobre, quindi il tempo c'è. La riflessione politica che fa è corretta, secondo me anch'io credo che non prima di luglio arriveremo a una individuazione. Da un lato, voglio anche dire, lo sa bene anche il collega Camani, che questo potrebbe anche essere diciamo normale, soprattutto dal punto di vista che per i tempi della politica è una cosa, ma il Consiglio regionale ha un assestamento da chiudere, ha alcuni disegni, tanti DDL che sono importanti, che devono entrare in aula e trovare a nostro avviso quindi c'è ancora compimento, spazio per l'operatività, e quindi questo può anche, insomma, deve tenere, almeno per come la penso io e come la pensiamo noi, insomma, noi dobbiamo essere concentrati a terminare bene al massimo la legislatura. E io credo che non abbiamo bisogno di aspettare luglio o il candidato di centrodestra per dire qual è la nostra idea di Veneto, qual è la nostra idea di società e di sanità veneta per migliorare il benessere dei nostri territori, la nostra proposta politica. E quindi io sono d'accordo con Manera, noi decideremo prima di luglio, perché noi non decidiamo sulla base
di accordi romani che pure c'entrano, non voglio fare quella che vive nella montagna del sapone. Questa è Vanessa Camani, che è una delle più papabili presidenti della Regione del Veneto, candidata a presidente della Regione del Veneto per quanto riguarda il centro-sinistra. Torniamo alla cronaca, purtroppo al suicidio del 20enne di Asolo, che era stato traumatizzato anche dalla morte del fratello. Dramma ad Asolo, dove il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto sul ponticello di ferro lungo il sentiero degli Ezzelini, a ridosso della provinciale 248 che colleghi i comuni di Fonte e Asolo. A fare la macabra scoperta alcune persone a passeggio lungo la ciclo pedonale. Immediato l'allarme sul posto, l'ambulanza del SUEM 118 da Castelfranco, carabinieri e vigili del fuoco. Una scena terribile sotto gli occhi di centinaia di passanti in transito lungo la trafficatissima arteria. Recuperato il corpo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche i due sindaci dei confinanti Fonte e Asolo sono subito giunti per cercare di capire cosa fosse successo. Molto scosso il primo cittadino asolano, Franco Dalla Rosa, che ben conosce la famiglia del giovane, già toccata neanche un anno fa da un altro tremendo lutto. A loro ha dimostrato tutta la vicinanza e la condivisione di un dolore inimmaginabile da parte dell'intera comunità. Non è solo un dramma, è qualcosa di inaccettabile per dei genitori, e per una comunità è qualcosa di drammatico e fondamentalmente non facile da sopportare. Insomma. Siamo molto vicini alla famiglia, perché in questi momenti sta vivendo qualcosa di incredibilmente, di un dolore immenso, e come comunità vogliamo essere vicini e, se possibile, dare un aiuto morale almeno. E sul Gazzettino l'ipotesi di un suicidio provocato dalla preoccupazione per la bocciatura a scuola, e poi anche il trauma per la morte del fratello mancato un anno fa. Una dodicenne è stata adescata mentre andava a scuola, a processo va un nonno vigile. I fatti sono accaduti nel 2022, la minore è stata assistita dall'avvocato tesoriero. La ragazzina a 12 anni arrivava a scuola con la corriera, poi attraversava la strada con l'aiuto di un nonno vigile. Fin qua nulla di strano, fino a quando l'uomo, 70 anni, ha iniziato ad importunarla. L'ha fermato e le ha chiesto di inviargli delle foto, in cambio lui le avrebbe fatto delle ricariche per il cellulare. Così la giovane vittima ha pensato di accettare, ma ha inviato all'uomo foto prese da internet. Così è andata avanti per qualche tempo, ma poi l'anziano ha iniziato a pressarla ed è diventato insistente, tanto che la dodicenne, all'epoca dei fatti, ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La vicenda è accaduta in zona pedemontana nel 2022. La famiglia ha subito presentato denuncia ai carabinieri. Il nonno vigile è stato indagato per adescamento di minore. L'uomo interrogato avrebbe negato tutto, ma a testimoniare questa terribile storia i messaggi nei cellulari. L'udienza è stata rinviata per un difetto di notifica all'imputato al prossimo mese di novembre. Servizio di Daniela Sizia, e verranno celebrati venerdì alle 11 nella chiesa arcipretale di Roncade i funerali di Angelo Pavanetto, il tabaccaio sessantenne di Roncade, morto domenica sera schiacciato dal trattorino sul quale stava tagliando l'erba sull'argine del Musestre al confine con la sua proprietà. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio in paese dove Pavanetto era conosciutissimo. Da anni gestiva la tabaccheria di Via Roma, prima aveva gestito con i genitori una storica trattoria in centro del paese. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, gentile, sempre disponibile per gli altri, e forse proprio per questo i familiari hanno deciso che eventuali offerte saranno devolute alla scuola materna parrocchiale Asilo Vittoria del paese. Giovedì alle 20 in chiesa Roncade verrà recitato il rosario, cioè domani sera. Angelo Pavanetto lascia le sorelle Adele e Giovanna, il fratello Andrea, 3 nipoti e 2 pronipotini. Adesso andiamo con Italo Morao e Andrea Vasso in pubblicità, ma torniamo subito, state con noi.
Tempestate, malori, incidenti, insomma diventa a volte un bollettino di guerra diciamo, la cronaca di quanto accade lungo le spiagge. Così è partita l'operazione Vacanze Sicure. Andiamo a Sottomarina, Chioggia, da Ilaria Marchiori in diretta. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui lungo la spiaggia dove è stato presentato quello che ormai non è più un progetto ma un obiettivo consolidato dell'Ulstre Serenissima Vacanze Sicure, proprio per permettere a chi trascorre le proprie vacanze al mare o anche una semplice giornata di farlo in sicurezza qualora ci fosse la necessità di un soccorso. Qui insieme a me c'è Andrea Maschera, dirigente delle professioni sanitarie di Chioggia. Benvenuto, grazie per essere qui insieme a noi. Sono state divise 5 aree, diciamo, di interesse così importanti per garantire diciamo, la massima sicurezza a chi viene a trascorrere le proprie vacanze e ai bagnanti. Esattamente. La stagione estiva ha tante problematiche di tipo diverso. Il principale è quella del supporto assistenziale nelle località balneari, nelle spiagge, e questo viene integrato principalmente con gli ambulatori in spiaggia e con il potenziamento della rete dei pronti soccorsi e del soccorso emergenza urgenza, chiamato anche SUEM. Questo ci permette di raggiungere in tempi più brevi le strutture ospedaliere e comunque di dare un'assistenza in loco. Un'altra direttrice importante invece è quella del territorio e delle strutture ospedaliere, dove supportiamo anche le altre problematiche di stagione, quindi gli anziani, le grandi ondate di caldo, con le attività del territorio e dei distretti. Abbiamo anche appena assistito insomma, a una vera e propria simulazione di salvataggio. Abbiamo visto le biciclette, se le possiamo anche far vedere qui parcheggiate grazie alla telecamera di Simone Merlo, proprio per rendere il più tempestivo possibile il primo soccorso, poi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Certo, il territorio è particolare, c'è la sabbia, ci sono gli scogli, c'è la battigia e quindi dobbiamo attrezzarci con una strumentazione tecnica che permette di arrivare in tempo rapido al paziente. Le ambubici, il quad, a Venezia è stata implementata anche la nuova idroambulanza, questo permette di veramente di ritagliare la sanità estiva a bisogno della popolazione e dei turisti che vengono in questa bellissima zona. Ecco, e soprattutto di poterlo fare in sicurezza e sentirsi a proprio agio. Io ringrazio Andrea Maschera, qui da Sottomarina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, credo anche a Sandro Ponchio con lei, il nostro operatore. E a proposito di sicurezza, per fortuna ci sono le persone che intervengono quando ci sono dei problemi. È stato proprio l'imprenditore Giorgio Denardi, presidente della Atos, spesso ospite di Focus, a salvare un giovane a Jesolo. Si è tuffato in mare per portargli soccorso, è rimasto anche però amareggiato per l'indifferenza e anche la ramanzina del bagnino. Ero sostanzialmente alla foce del Sile di fronte al faro e ho visto un ragazzo che era in difficoltà, che chiedeva aiuto, però è stato sottovalutato il pericolo, quindi nessuno si muoveva. Alla fine, per fortuna, una persona è andata a chiamare un bagnino, che però lì è una zona non presidiata di bagnini, quindi lontana, perché è proibito fare il bagno. E questa persona, questo ragazzo, era sempre più in difficoltà, si avvicinava agli scogli, c'era questa onda molto forte, per cui mi sono avvicinato, ho cercato di dargli una mano. Io tra l'altro ho anche il brevetto di bagnino, per cui mi sono sentito in dovere di intervenire. Ha passato una domenica sicuramente diversa da quella che si era immaginato il consigliere comunale Giorgio Denardi, titolare di Atton e capogruppo dell'opposizione, che non ha esitato a tuffarsi tra le onde per salvare un ragazzo ventenne che stava letteralmente affogando davanti ai suoi occhi, senza che nessuno dei presenti facesse nulla. Erano circa le 16 quando davanti al faro ha visto un giovane già coperto di ferite e sangue che si agitava in acqua per chiedere aiuto. Forte del suo brevetto di bagnino, Denardi è intervenuto tuffandosi in acqua nonostante il mare scagliasse entrambi contro gli scogli. Però il mare era veramente impegnativo, per cui mi ha preso, mi ha sbattuto sugli scogli anche a me e poi sono riuscito a aiutarlo e a farlo salire sulla diga. La cosa che mi ha impressionato è che prima, durante e dopo nessuno si è scomposto, quindi c'era parecchie persone, la gente continuava a pescare, continuava a fare gli affari suoi e
io sono rimasto veramente sorpreso da questa indifferenza. E nonostante il salvataggio, la fatica di riportare a riva il ragazzo, le ferite a piedi e gambe, è arrivata anche la beffa finale, ovvero la reprimenda del bagnino che è giunto per ammonire Denardi, ricordandogli che quello non era un luogo adatto alla balneazione. Il ragazzo, completamente insanguinato, è stato poi trasportato al pronto soccorso, ma anche Denardi ha rimediato numerose ferite. Ho i piedi e le gambe tagliate, quindi sto cercando di medicarmi, ma insomma questo è niente rispetto al rischio che ci poteva essere. Nessun atto di eroismo, rimarca Giorgio Denardi, ma il monito di stare attenti al mare e di non girarsi dall'altra parte se qualcuno chiede aiuto. Quando l'onda ti prende lì la cosa veramente fa paura, però insomma penso di aver fatto il minimo del dovere che qualsiasi cittadino in buona salute e con una capacità di nuotare insomma possa e debba fare. E la cosa che mi ha stupito appunto è che molti sono rimasti lì semplicemente a guardare o addirittura girandosi dall'altra parte. Complimenti a Giorgio Denardi, intervistato da Elena Dal Forno. Vediamo un titolo del Corriere delle Alpi: Olimpiadi a rischio la stagione sciistica, gli impianti potrebbero non aprire, rischio chiusura per piste, rifugi e impianti nella ski area a ovest di Cortina durante la stagione 25-26. Gli operatori attendono risposte da Fondazione Milano Cortina su viabilità, accessibilità e sostenibilità. Dal Brasile minacce anche di morte al sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini, per la sua battaglia contro il rilascio della cittadinanza iure sanguinis, richieste che spesso arrivano soprattutto dal Brasile. Vediamo. Il momento è decisamente delicato. Camillo De Pellegrin sceglie il silenzio, ma si dice pronto a denunciare di nuovo a carabinieri e polizia gli autori delle reiterate minacce, anche di morte, ricevute per iscritto e via social dal Brasile, stato da cui ha avuto prevalentemente origine il business della cittadinanza iure sanguinis, che negli ultimi anni ha paralizzato l'ufficio anagrafe di Val di Zoldo, come pure quello di altre centinaia di migliaia di comuni italiani. Il primo cittadino è finito nel mirino di ignoti dopo aver denunciato pubblicamente abusi nella concessione della cittadinanza italiana iure sanguinis, cioè per discendenza. Sei un uomo morto, è stato scritto al primo cittadino, apostrofato anche come fascista, specie dopo il varo del decreto Tajani, di cui De Pellegrini è stato ispiratore, che ha ristretto il diritto alla cittadinanza, ora subordinato alla dimostrazione della nascita di almeno un nonno in Italia. Camillo De Pellegrin non si è mai fatto intimidire, deciso a difendere la legalità, anche se questa ultimamente gli sta comportando presunti rischi alla sua persona. La comunità locale si è stretta attorno al primo cittadino di Val di Zoldo, mentre la vicenda accende i riflettori su un fenomeno diffuso, specie nei piccoli comuni italiani, spesso scelti da agenzie specializzate proprio per la possibilità di avviare le pratiche in modo rapido. Abbiamo parlato di ladri e continuiamo a parlarne perché a Treviso San Lazzaro colpiscono anche nei cimiteri. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te Christian. Buongiorno di nuovo direttore anche da parte di Alberto Pivetta. Ci troviamo all'interno del cimitero di San Lazzaro, abbiamo raccolto una segnalazione, l'ennesima in realtà, perché stiamo assistendo a uno stillicidio di furti nei cimiteri della Marca trevigiana. Solo la scorsa settimana vi parlavamo dei raid avvenuti nel Coneglianese, dove sono state sottratte diverse statue di bronzo, e qui invece a Treviso, a San Lazzaro, torniamo a parlare di ladri di fiori. Di questo si tratta. Parliamo magari di furti di lieve entità da un punto di vista economico, ma che lasciano un segno, che addolorano, forse questo è il termine, addolorano ed esasperano, rattristano. Lei mi dice, allora qui con me c'è la signora Annalisa Casellato, che appunto domenica mattina ha fatto un'amara scoperta. Siamo qua davanti alla tomba del marito scomparso 4 anni fa. Sì. Che cosa è accaduto domenica mattina? Un mese prima avevamo piantato 4 bellissime piante di diflademia. Io le venivo 2 volte alla settimana a annaffiare, mettevo il concime, erano perfette, bellissime. Domenica mattina, come il solito, sulle 8:30 meno un quarto alle 9,
mi avvicino, vengo e ho visto, guardi, una cosa terrificante, le piante portate via completamente e soprattutto oltre il danno, la beffa, mi avevano messo 2 piante di gerani messe là proprio così. Questo penso sia successo 10 minuti prima, non di più, perché si vedeva più la terra mossa velocemente e anche messa così la tomba tutta sporca, tutta bagnata, tutta cosa. Quindi lei quando è arrivata ha trovato un vero e proprio disastro? Guardi, mi sono sentita male perché ho detto no, non è possibile queste cose. Io chiedo se c'è più controllo da parte delle autorità, da parte dei carabinieri, della polizia, perché non è possibile che una persona debba riuscire a fare queste cose. Guardi, sono stata male e ancora adesso resto male. Sono stato in questura, sono stata alla contarina, ma non penso si risolva niente. Diciamo che tutti hanno un po' allargato le braccia, le hanno fatto intendere che insomma possono fare ben poco perché ci sono le telecamere alle 2 entrate, a San Lazzaro e ad Osson. Dopodiché dice che i camposanti sono liberi, non c'è nessun controllo. Quindi lei si appella anche magari alle coscienze di chi ha fatto questo e che continua a farlo. Certo, perché non è la prima volta, perché una volta a Natale, una volta un mese fa e adesso hanno proprio portato via le 4 piante, hanno visto che erano bellissime e hanno pensato di fare un regalo a qualcun altro. Però questo non è il modo, assolutamente, non è civile. Ecco, lei ha un sospetto, perché forse domenica mattina ha intercettato delle donne con delle buste. Con delle buste. Ecco, durante il vialetto, che io faccio un vialetto, le ho incrociate però non posso dire niente e non posso dire cosa. Ho visto che avevano delle borse di plastica con dei fiori rossi, ho detto ma guarda un po', dico c'è anche gente che porta fiori, insomma, invece ma purtroppo non dico niente e non voglio essere la pecora nera, però guardi un rammarico, una tristezza, un dolore, guardi, perché proprio hanno profanato la tomba di mio marito, profanato, guardi, questo sì. Questo, guardi, ve lo dico col cuore, perché se fossero venuti forse in casa avrei avuto meno dolore, ma venire qua la mattina, io tranquilla, serena, venivo qua, davo da bere, scopavo, vedere così proprio non è possibile, guardate. Io vi ringrazio voi che comunicate a tutto il popolo che queste cose non dovrebbero succedere. Ecco, si sente di lanciare un appello al sindaco, al comune. Sì. Senz'altro, signor Sindaco, io le voglio bene, lo apprezzo, lo stimo e lo seguo sempre. E cerchi anche lei di fare qualcosa, di cercare non so, lei che sa più di me, insomma, di aiutarmi, perché non solo io penso, non sarò solo l'unica. Ecco. Signora Annalisa, grazie per questa sua testimonianza. Direttore, vi parlavo di uno stillicidio ed è uno stillicidio quello che si registra non solo in questo cimitero ma in tanti altri cimiteri della Marca. Continuiamo a raccogliere segnalazioni in tal senso. Per il momento da San Lazzaro è tutto. Direttore, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Cristian Raboit e Alberto Pivetta. Vediamo una notizia appena pubblicata dal Mattino di Padova, incidente a Sant'Angelo di Piove, motociclista ventenne travolto da un'auto in gravi condizioni, è stato coinvolto in un doppio impatto in moto ed è ricoverato nell'ospedale di Padova. Disagi in regione per lo sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL nel settore postale. A rischio pensioni, consegne e servizi essenziali. I sindacati denunciano tagli, assenza di dialogo e temono una futura privatizzazione. Siamo stanchi di avere salari bassi, non adeguati al reale costo della vita. I lavoratori di Poste Italiane hanno protestato di fronte alla sede del Veneto in via Torino a Mestre. Lo sciopero a livello nazionale ha coinvolto tutte le prestazioni ordinarie per l'intero turno di lavoro. Le rivendicazioni dei sindacati si concentrano su salari, diritti e sicurezza, ma anche sulla qualità del servizio. Dalla chiusura degli uffici, alla contrazione dei servizi, alla capacità di assistere i cittadini sul territorio, i pensionati, anche loro sono coinvolti da questi processi di razionalizzazione che noi non stiamo condividendo.
condividendo, perché la logica del taglio del costo del personale è una logica che porterà inevitabilmente a questa azienda a non essere più presente sul territorio. I sindacati denunciano un piano di riorganizzazione che prevede tagli al personale e la chiusura progressiva di sportelli, soprattutto nelle aree interne e periferiche del paese. A ciò si aggiunge, secondo CGIL e UIL, un progressivo svuotamento del confronto sindacale e il timore che l'azienda, a controllo pubblico, venga ulteriormente privatizzata. Noi pensiamo che da qua a fine anno il governo voglia mettere in piedi un'ulteriore vendita azionaria e questo può comportare grosse ricadute sui dipendenti di Poste Italiane. Particolare attenzione è rivolta anche all'abuso dei contratti a tempo determinato che secondo la CGIL ha raggiunto livelli inaccettabili. Quello che avrebbe dovuto essere uno strumento temporaneo si è trasformato in un sistema strutturale di precarizzazione del lavoro, sostengono e precisano i sindacati. L'azienda, che ha registrato 2 miliardi di utile nell'ultimo anno, continua a preferire il turnover del personale precario, nonostante il servizio pubblico ne risenta in termini di efficienza e qualità. Poste Italiane, una delle più grandi aziende italiane per numero di dipendenti, una delle più forti in Confindustria, utilizza costantemente la precarietà, contratti a tempo determinato, part-time involontari per comprimere il costo del lavoro, ma anche per avere lavoratori più ricattabili, che non si iscrivono al sindacato, che non fanno valere i loro diritti. Questa è una cosa inaccettabile e poi la conseguenza diretta è la chiusura di uffici postali, specie nei piccoli comuni del nostro territorio, continuano a chiudere uffici postali, giornate di chiusura che danneggiano i cittadini e la presenza nel territorio, che è la vera forza di Poste Italiane, la presenza radicata nel territorio. Dietro ai numeri ci sono persone, lavoratrici e lavoratori, spesso costretti a trasferimenti e licenziati prima del 12° mese per non maturare i requisiti di stabilizzazione. Servizio di Nicola Marcato, torniamo a Vicenza, ci sono pesanti disagi nei parcheggi pubblici per uno stato di degrado segnalato dai cittadini, segnalazioni raccolte dal consigliere comunale Colombara. Erba alta, degrado, sporcizia, immondizia non raccolte. Una situazione indecorosa che contraddistingue il verde nei parcheggi a sbarra gestiti da GPS, la società che per conto del comune si occupa del Parc Cattaneo, Cricoli, Fogazzaro e Stadio. E quanto denunciano sempre più spesso i cittadini. Alle questioni di ordine, igiene e pulizia si associano anche i problemi di sicurezza, perché in quelle aree sempre più abbandonate bivaccano balordi e drogati. Una situazione insostenibile, denuncia il consigliere comunale Raffaele Colombara. La situazione del verde nei parcheggi a sbarre gestiti da GPS è assolutamente fuori controllo. Oltre a questioni di ordine e di pulizia, qui ci sono anche problemi di sicurezza, perché non è difficile imbattersi in persone che si drogano oppure che bivaccano nascoste tra l'erba. Quando arrivo si vede delle persone a terra, si vedono delle persone che si vedono in difficoltà e quindi sì. Non è così bello, insomma, ecco. Non mi sono mai sentita non sicura, però non è una bella visuale, ecco. Beh, in effetti diciamo che non è ben frequentato, però da quel che mi risultano sono mai successi degli eventi gravi. Avrebbe bisogno di manutenzione, quello sì, perché è un bel parco. Con un'interrogazione chiedo all'amministrazione che obblighi il concessionario a provvedere velocemente allo sfalcio e alla pulizia di questi park. Soprattutto chiedo all'amministrazione di procedere nella revoca della concessione a un soggetto che, oltre ad avere un debito di più di 5 milioni nei confronti del comune di Vicenza, si permette di lasciare in queste condizioni i parcheggi per i quali i cittadini pagano profumatamente lo stallo. Non è più possibile. Il GPS, voi sapete, c'è un contenzioso legale in corso e quindi dovrebbe proprio per contratto provvedere alla pulizia e allo sfalcio. In questo momento l'abbiamo visto tutti, non viene fatto. Confidiamo che il gestore del parcheggio GPS possa onorare il contratto, pulire e sfalciare l'erba, che in questo momento, insomma, sì, gli sfalci è meglio se non sono sempre regolarissimi con l'erba bassissima, lo dico anch'io in prima persona per l'aumento della biodiversità, ma qui siamo un po' all'eccesso, decisamente. Andiamo a Bassano del Grappa, dove Vanessa Banzato ha parlato con il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, dei problemi legati al trasporto scolastico.
Con l'inaugurazione del nuovo edificio che ospiterà l'Agrario Parolini, che accoglierà più di 1 migliaio di persone tra studenti e studentesse, docenti e personale ATA, cambia anche tutto quello che riguarda i trasporti e la viabilità. Una questione annosa, quella del trasporto scolastico nel Bassanese, su cui istituti, aziende e famiglie stanno discutendo da tempo per trovare una soluzione che accontenti un po' tutte le richieste. E ora che il numero di persone che affluiranno all'Agrario raddoppierà almeno, la questione torna più che mai calda. Il sindaco di Poveri del Grappa, dal suo canto, ne aveva già accennato nel giorno dell'inaugurazione, parlando dei cambiamenti che interesseranno soprattutto il suo comune, al cui confine sorge il plesso bassanese. Cambia sicuramente la viabilità, cambieranno i punti di accesso degli autobus per i ragazzi, è un bel cambiamento ma sicuramente in positivo. E non potevamo non girare la domanda al presidente della provincia di Vicenza, ente preposto agli istituti superiori, Andrea Nardin. Stiamo cercando di far arrivare in zona gli autobus da 18 metri perché possa esserci un apporto più importante di studenti. Su questo ci sta dando una grande mano il comune di Pove. Capiremo poi se questa soluzione è sufficiente come ci auguriamo, ma certamente crediamo sia una prima risposta. Come ringraziamo il preside, il dirigente sul lavoro che sta facendo per portare da 6 a 5 giorni l'organizzazione del lavoro, perché questo è un elemento che ci aiuta e che certamente ci aiuterà anche nella ricerca di soluzioni. Quindi sicuramente sinergia, ricerca di soluzioni e collaborazione fra tutti. La provincia ci metterà anche qui un po' di soldi perché effettivamente i lavori sono costosi, però una prima soluzione che si completerà poi con una ciclabile che direttamente dalla fermata dell'autobus arriverà al Parolini, ma sarà anche poi a servizio della cittadinanza. Quindi credo che la provincia stia investendo tanto nel Bassanese a soddisfazione delle richieste che questo territorio merita. A Vicenza, in via Cattaneo, è imminente l'apertura del parco urbano nell'area delle ex acciaierie Beltrame. Sarà aperto entro fine giugno il parco urbano nell'area delle ex acciaierie Beltrame, un angolo di verde che nasce con l'obiettivo di portare vitalità al quartiere. Parco che si inserisce nel contesto del parcheggio Cattaneo. Quartiere con qualche difficoltà ma notevoli potenzialità, possiamo dire. Come residente anche posso dire non vedo, cioè finalmente, perché è da tanto che aspettavamo la possibilità di usufruire di parchi verdi, di cui il quartiere ha sicuramente bisogno. L'obiettivo adesso è per la popolazione del quartiere di prendere possesso di questo parco e di sfruttare questa opportunità che è stata data. Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione per la porzione dell'area PP7 che ospita il parco urbano con giochi per i più piccini e attrezzature ludiche come un tavolo da ping pong, una scacchiera, collinette alberate, cespugli, essenze e piante fiorite affinché sia frequentato anche da insetti impollinatori. Presente anche una rampa di accesso per persone con disabilità che consente l'accesso da Via dei Mille. Intervento che nasce da un progetto del 2017. Un parco, ricordiamolo, è nato su un terreno dove c'era la Beltrame, qui lo chiamiamo infatti ex Beltrame, quindi è un terreno soggetto a bonifica che è sempre imprevedibile sapere quanto duri, da cui anche un po' la lunghezza dei tempi. Il costo è un costo importante, 822.000 euro, giustificato appunto dal fatto che la bonifica ha richiesto interventi importanti, tra cui recupero di materiali di rifiuti pericolosi e poi al di sotto nell'area prospiciente a Via dei Mille c'erano ad esempio delle costruzioni in calcestruzzo che è stato necessario demolire parzialmente, che hanno creato anche delle variazioni nei progetti originari. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito, state con noi. Una giornata da alpini per 70 bambini e ragazzi accolti per la prima volta in caserma dalla sezione ANA Montegrappa, un progetto pilota che le Penne Nere hanno tutta l'intenzione di ripetere. Sono le notti dell'inno d'Italia mentre sull'attenti assistono alla Maina Bandiera a salutare i 70 ragazzi delle classi primarie e medie delle scuole paritarie San Giuseppe accolti nella caserma Montegrappa dalla sezione ANA per vivere una giornata da alpino, un momento di comunità e convivenza.
Tutti erano contentissimi di venire dagli alpini stamattina quando siamo partiti, perché comunque sono una figura storica, sono una figura che hanno un valore nella nostra civiltà, e avvicinare i nostri bambini, i nostri ragazzi a un valore che è della nostra civiltà è importantissimo, perché imparino loro a prendere in mano questi valori e a farli propri. Ci hanno fatto le domande più strane, vale a dire anche sul Monte Grappa, sul Monte Ortigara, sulla colonna Mozza, cioè sono ragazzi eccezionali, ben istruiti prima di tutto, che hanno calpestato anche le nostre montagne, quindi una giornata meravigliosa veramente su tutti i punti di vista, e pensiamo col Presidente e col direttivo sezionale di poterla ripetere. Il cappello d'alpino, la penna nera, la bandiera italiana, bambini e ragazzi hanno raccontato attraverso i disegni una giornata che ricorderanno a lungo, in cui hanno toccato con mano i valori del gruppo e della solidarietà, perché in cordata non ci si ferma e se uno arranca va sorretto, ma anche la proverbiale ospitalità alpina, con addirittura il tris, per qualcuno, di una buonissima pasta asciutta. Ovest Vicentino, i motociclisti consegnano i farmaci per i pazienti neurologici fragili. Si tratta di un servizio attivato da pochi giorni dall'U8 Berica. Nell'Ovest Vicentino da qualche giorno un gruppo di motociclisti è impegnato in una missione davvero speciale: la consegna a domicilio ai pazienti neurologici fragili dei farmaci di cui hanno necessità. L'iniziativa è il risultato di una convenzione sottoscritta dall'U8 Berica con l'associazione Feliciangeli in Moto ODV e riguarda la consegna di farmaci a distribuzione ospedaliera rivolta a pazienti seguiti presso gli ambulatori della neurologia di Arzignano, Montecchio, Valdagno e Lonigo. Grazie anche all'aiuto della nostra coordinatrice, che è la Marta Carponi di Alben, abbiamo pensato di organizzare proprio una vera e propria consegna a domicilio dei farmaci per i pazienti che ne avevano più bisogno, quindi i pazienti sicuramente più fragili o i pazienti che vivono da soli e quindi con maggiori difficoltà di spostamento da casa all'ospedale. Quindi per noi è di grande vantaggio, proprio perché possiamo in questa maniera tenere maggiormente monitorati i pazienti a seconda in base alle loro eventuali difficoltà o problematiche, che ci possono riferire con maggiore rapidità e facilità, proprio grazie a questo servizio a domicilio. Sul piano pratico il servizio è attivo su tutto il territorio dell'Ovest Vicentino e vede coinvolti circa 20 volontari dell'associazione Feliciangeli in Moto, a ciascuno dei quali è stato assegnato un ambito territoriale sulla base della loro residenza. Potenzialmente sono circa 200 i pazienti dell'Ovest Vicentino che potranno beneficiare del servizio. Già durante la pandemia gli Angeli in Moto si erano messi a disposizione per alcune attività mirate di consegna a domicilio. All'epoca si trattava di ridurre le possibilità di contagio per alcune categorie di utenti. Oggi di garantire una terapia fondamentale a pazienti fragili che hanno difficoltà a recarsi in ospedale. Una passione comune, quella per la moto, che si trasforma in servizio per chi ne ha bisogno. Possiamo collegare la nostra forte passione per la moto alla nostra voglia di fare del bene a queste persone, quindi fare del bene fa star bene. Poi per quello che riguarda le consegne, praticamente andiamo a farle verso il fine settimana e garantiamo la consegna sempre minimo 2/3 moto, in modo che se un farmaco deve essere consegnato tal giorno, assolutamente noi dobbiamo garantire questa consegna. Sotto i riflettori nazionali le giovanissime calciatrici del Treviso Women. Vai Viola! Si sono confrontate con squadre del calibro di Inter, Roma, Atalanta, Sassuolo, e se l'Under 15 è arrivata agli ottavi di finale, l'Under 12 è riuscita a disputare la semifinale proprio con la Roma, che alla fine si è aggiudicata il torneo. È una piccola grande impresa quella compiuta dalle ragazze del Treviso Woman di calcio al trofeo nazionale Riviera Conero Cup, organizzata dalla società maceratese. Il Treviso Woman, società presieduta da Salvatore Ferla, è l'unica realtà di calcio dilettantistico esclusivamente femminile di
Treviso. Si allena a Santa Maria del Rovere, alle Acquette, e accoglie aspiranti calciatrici dai 5 anni in su. Al torneo di Macerata, che ha riunito oltre 20 squadre da tutta Italia, si sono presentate con le rose più giovani. L'Under 15, allenata da Massimiliano De Silvestro, ha dovuto cedere ai rigori al Sassuolo, piazzandosi comunque tra le prime 10. L'Under 12, guidata da Tommaso Cavasin, sembrava inarrestabile e per un soffio non è salita sul podio. Quarta su 18 squadre. 2 serbatoi di giovanissimi talenti che si sono messi in mostra a livello nazionale e che per il futuro promettono di riservare altre grandi soddisfazioni. Servizio di Lina Paronetto, gli ospiti di stasera Focus, Riccardo Barbisan, Leopoldo Bottero, Mirko Casteller, Rosanna Conte, Paolo Galeano, Giuseppe Montuori, Susanna Savian. È tutto per oggi, grazie Andrea Basso e Italo Morao, ci vediamo stasera Focus alle 21:15, buona giornata, arrivederci.